E ora in Sardegna i nuraghi patrimonio dell'umanità. Un paesaggio unico, una ricchezza da condividere con tutta l'umanità. Sono i nuraghi sardi, costruzioni misteriose, probabilmente nacquero come torri difensive, sparse sul solo territorio della Sardegna e ancora oggi oggetto di studi. Presto potrebbero diventare patrimonio UNESCO. È stata infatti ufficialmente depositata dall'Associazione Sardegna verso l'UNESCO l'istanza per l'inserimento dell'intera rete dei nuraghi nel patrimonio dell'umanità. Un complesso di ben 8.000 nuraghi diffuso sul territorio e risalente a 3.500 anni fa, una ricchezza non solo per la Sardegna ma per il mondo intero e con un grande potenziale di attrattività nel Mediterraneo. La richiesta di inserire il paesaggio culturale sardo, del nuragico e prenuragico nel patrimonio UNESCO porrebbe la Sardegna tra le mete di interesse culturale tutto l'anno e non solo nei mesi estivi, con effetti significativi sul PIL turistico, ancora oggi inferiore alla media nazionale. Nelle immagini dal drone i siti di Ponte Dualchi, Nunnale, la tomba dei giganti nel comune di Dorgali e le aree archeologiche di Brodu, Biriai, Tamuli e Nolza. Attualmente solo il sito di Barumini nel Medio Campidano è già nella lista UNESCO. La zona comprende l'esemplare conservato meglio di tutti i nuraghi sardi ed è un'importante testimonianza millenaria di come una comunità abbia saputo utilizzare in modo fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche costruttive dell'epoca.